Buona sanità. 30 minuti col dottor Roberto Chiappe, chimico e ex direttore di casa farmaceutica grande nazionale. Questa è una puntata che non ha nulla a che vedere con la medicina ufficiale, è una satira su vere e false credenze, è una satira su veri e falsi miti e rimedi della nonna. Dottor Chiappe, quando da bambini si aveva i vermi, che cosa facevano i nostri nonni? La nonna mi faceva il famoso pane, aglio e olio e aggiungeva anche una collana d'aglio al collo perché diceva che i vapori... La collana d'aglio, ma bisognava andare a letto con la collana d'aglio perché l'aglio ha questa attività vermifuga e quindi l'aglio era... Ma la famosa qualina, la corallina, l'erba corallina, anche quella davano per l'aglio. L'erba corallina è vero, ed è appunto l'erba corallina è un licheno che vive sugli scogli, lo prendevano in mare, puzzolentissima, ed era venduto in farmacia. Io ricordo, noi facciamo una marcorda stasera. Aveva un gusto, un gusto anche, terrificante. Era vomitevole. Sì, era un vermifugo, proprio serviva per allontanare l'ho preso anch'io. La nostra generazione tra l'aglio e l'erba corallina si è battuta abbastanza. Usavano anche qualche cucchiaio di petrolio. Quello lì me l'hanno evitato. Io l'ho provato una volta sul mio cane, avevo un cane a cui avevo dato tutti i vermifughi come si dice, e non avevano funzionato. Uno mi dice: guarda, io gli ho dato io avevo dato un cucchiaio di petrolio e gli erano passati. Ma diciamo che questi prodotti servono per allontanare appunto i vermifughi perché irritano il verme che dovrebbe prendere la strada e andarsene. E quando si prendeva una straccionata sulle ginocchia, una contusione, che cosa facevano? Papè, spiega un po'. Qui siamo veramente, appunto, è scherzoso questa sera. Ma non tanto. A me l'hanno messo tante volte. Allora, la contusione veniva messa la famosa carta straccia con l'aceto e il sale da cucina. E poi fasciato, classicamente erano le ginocchia, di solito uno cadeva, veniva fasciato con questo cartamata su papè matto con sale e aceto. Ma qui ci potrebbe una spiegazione, c'è, perché si viene a creare una concentrazione salina alta, praticamente fa da pressione osmotica, no? La pressione osmotica esterna tira via quella che è l'edema interno sottopelle, quindi c'è un assorbimento. Dicevano. Sì, vedeva il gonfiore e quindi... La tosse e il catarro, come veniva combattuta? Ma qui, allora, intanto, prodotti che ci sono ancora, bisogna dire quelli che ci sono ancora, perché l'estato di poligala, ad esempio, è una pianta e tuttora è valida come calmante della tosse, eccetera. Altrimenti ci sono c'erano vari prodotti, degli antisettici, l'estratto di ipocastano, tanto per dirne uno di prodotti che sono ancora tuttora venduti in farmacia. Castagne d'India erano. Castagne d'India, sì, castagne, rigorosamente castagne d'India. Ma l'impiasto di semi di lino non l'hai mai fatto tu? Sì, di semi di lino e di crusca. Ma di semi di lino venivano nel tegamino, veniva cotto, stracotto, si faceva questa bella poltiglia su uno straccio e poi te la mettevano sullo stomaco con una pezza davanti da non bruciare. E ti lasciava rosso, tutto rosso. Dicevano che maturava il catarro, secondo l'alta temperatura, e quindi maturava. A noi ci davano anche un'altra cosa, 2 cucchiai di questa mistura, 2 cucchiai di miele, 2 cucchiai di succo di limone, 1 cucchiaio o 2 cucchiai di aglio pestato, un pochino d'acqua e bere questo. Se andiamo a vedere c'è la proprietà antisettica
no, e poi il miele ha una proprietà antibatterica, un po' perché per il caso del zuccherino che ha, il miele nella tosse viene sempre usato, il famoso vin brûlé con chiodi di garofano, pepe, zucchero, miele, un po' caldo, cannella, e uno si beve questo bicchiere di cose. Ma lì ci mette, ma è questo sempre per la tosse? Sì, anche questo, guarda, devo dire la verità, l'ho usato una quindicina di giorni fa che avevo la tosse. Mezza cipolla tagliata a pezzetti, messa in 2 piattini e io l'ho messo sul comodino. E i vapori di questa cipolla, sì, mia nonna diceva che ti faceva passare la tosse, ti calmava la tosse, un bulitico. Sì, ma la cipolla è un rinfrescante, cioè voglio dire, quindi anche nella dieta che viene usata anche per queste proprietà rinfrescanti. Il raffreddore per esempio. Allora è una cosa, è una battaglia persa. È difficile, però qui fumetti penso che li abbiamo fatti senso, con le foglie di eucalipto che andavamo a prenderli nella villa e mettavamo questi fumetti, lo straccio sopra, poi anche il bicarbonato, ma quello era già più sofisticato. All'inizio era solo foglie di eucalipto, o menta. Oppure ti mandavano in mare a fare qualche inalazione. Sì, ma questo devo dire, mia nonna, tanto, qui parliamo della nonna, era di Riva Trigoso, le vecchiette andavano in riva del mare, raccoglievano l'acqua di mare, che non era delle Cinque Terre ma lì vicino, perché mia nonna era di Riva Trigoso, e inalavano l'acqua di mare salata ad alta concentrazione salina per disinfettare le vie aeree superiori. E adesso vendono tantissimi di questi preparati salini delle Cinque Terre, piuttosto che del lago. Sì, c'è una grande pubblicità di questi prodotti che vengono inalati. E il mal di gola come lo curavano? Ma il mal di gola, non lo so, gli organismi a casa nostra... Acqua e aceto dalle mie parti, però non so dalle tue. A casa nostra gargarismi con decotto di cipolla bollita. Quindi anche lì un bollita 25 minuti bisognava bollirla, se erano di 24 non andava bene. Doveva rilasciare 25... tutti i principi emollienti. Sì. Oppure in campagna usavano i noccioli di ciliegia. Quelli anche per i dolori cervicali, perché i noccioli di ciliegia venivano messi in un sacchetto di stoffa, scaldato sulla stufa, perché i noccioli trattengono il caldo ma non bruciano, e facevano questo collare di sacchetti di tela che lo mettevano sia un po' per i dolori alla cervicale sia per il mal di gola, teneva caldo, d'altra parte era un sistema per non raffreddare le parti ampie. Poi ce n'era uno stupendo, l'orzaiolo, come si curava? Questo orzaiolo diventava nella fantascienza, invece dicevano di guardare dentro la bottiglia dell'olio. Ma ci sono i telespettatori che rideranno, ma ridiamo anche noi. Certo. Ma come si cercava di guarirlo? Si cercava di guarire guardando dentro la bottiglia dell'olio. Specchiandosi, andare dentro, specchiandosi nella bottiglia. Probabilmente si ungeva un po' la parte, invece che fare il massaggio con una crema o con l'olio di oliva, uno guardava dentro la bottiglia. Però usavano anche un po' di pane, ammollato nel latte, bagnato nel latte tiepido per farlo maturare. Messo sull'occhio. Certo. I depurativi, quando cambiava la stagione, cosa ti davano? Io parlo perché ognuno qui ha la sua esperienza. Semi di lino erano all'ordine del giorno. Sempre l'orzo, punte di rovo, i fiori del Gran Turco, con la barba del Gran Turco, tutto bollire, tutto insieme, e nel cambio di stagione ti davano da bere, propinato questo decotto. Decotto che non è infuso, è un decotto. Il decotto va bollito. Va bollito, certamente. Infuso va versato caldo sopra. No, questo è un decotto. Però noi lo diciamo scherzosamente, però tuttora in questa vengono venduti i prodotti vegetali. E se c'erano dei problemi urinari cosa facevano? E anche lì il famoso fiore del Gran Turco e la barba del Gran Turco. Teniamo conto che, ad esempio, invece, nelle preparazioni prostatiche benigna qui diventa un po' più serio, e
oggi il prodotto che va per la maggiore di origine vegetale è un estratto della Serenoa repens, che è una palmetta nana messicana. Ah, sì? Tutti i prodotti si vengono pubblicizzati, ormai è un prodotto da banco, sono vari prodotti da banco, a vari dosaggi, testati. Prodotti da banco che cosa sono? Sono i prodotti di libero acquisto senza la ricetta medica. Ecco. Erano nati con ricetta medica a suo tempo, adesso sono diventati di libera dispensazione e uno compra, acquista questi prodotti che è stato di Serenoa repens, dicevo, di una radice e che ha un effetto antiedemigeno nell'iperplasia prostatica benigna. E senti un po', e da bambini, quando avevamo i tagli in mezzo alle dita dei piedi, specialmente nel mignolo, e qui, non te lo ricordi? No, questa non me la ricordo, devi dire tu, questa non me la ricordo. Allora, un filo di lana doveva essere passato dentro al taglio, avvolto in giro al dito, 2 giri, di lana, non era nylon, era certamente, pura lana di pecora, e ti faceva passare questo taglio, ti faceva chiudere questo taglio. E i porini, le verruche? Ma le verruche lì c'è tutta una storia anche lì, perché lì andavano a cercare la pietra, il lichene, e poi però comunque usavano anche l'olio d'oliva, era un po' un toccasana per allora, venivano un po' unte queste cose superficiali che poi, queste infezioni superficiali. Ma guarda, da noi il latte di fico veniva usato, perché il latte di fico corrodeva, dovevi metterlo solo sulla parte, sul porino, no? E il latte di fico, d'inverno non ci sono i fichi, ma si prendeva, si spezzava un rametto di fico e dal latte. Ma qui passo un po' al serio, ma un grande dermatologo qui dalla zona prescriveva un preparato che lo faceva in farmacia con l'acido lattico, e quindi proprio da toccare sulla verruca, la verruca si isolava e poi si estraeva, si faceva un pediluvio se era una verruca sotto i piedi, e veniva fuori il cono proprio, no, questo era... E quando ti venivano le caviglie gonfie? Beh, sulle caviglie gonfie allora c'era un po' il tiglio, c'era questo massaggio che era un drenaggio con la salvia, no? Con la malva. No, la salvia che è un astringente, la salvia è un astringente, quindi la salvia dentro l'olio e questi massaggi dal basso verso l'alto facevano un drenaggio I dolori, le infiammazioni gengivali invece? La malva è un classico. La malva era un classico, io ce l'ho ancora nell'osso, si leva l'infiammazione. La malva è un classico, e come antisettico la salvia, perché ha un'azione antisettica e quindi veniva utilizzata, però la malva come antinfiammatorio. E i dolori alla schiena, quando c'erano dolori alla schiena, con quei mattoni, metteva i mattoni nel fuoco, mattoni che allora erano molti erano di terra refrattaria o di terra erano mattoni pieni, mattone pieno, nel forno, e poi si faceva nella papier mat, famosa carta straccia, e venivano applicati. È un po' questo, faceva un po' quello che fanno i cerotti che liberano calore, no? E uno si metteva questo. E i testetti mettevano anche. Testaroli di terra refrattaria. E poi venivano fasciati nella carta, era tutto un procedimento, perché bisogna stare attenti a non bruciarsi. A non bruciare la carta, perché troppo caldo bruciava sia la carta che la schiena. Il fuoco di Sant'Antonio, questo è molto controverso. Sì, ma la vogliamo dire tra virgolette? Ma sì, il fuoco di Sant'Antonio era un po' quando non fu, allora non c'erano, adesso sono gli antivirali, ma quando non esistevano antivirali, perché l'herpes zoster veniva fatta la segnatura. Una segnatura che implicava un po' un rito, no? O il rammetto, oppure la piuma di gallina, i rovi, oppure la piuma di gallina, la lana di pecora, e anche lì con un po' d'olio d'oliva, poi c'era la formula e uno c'erano delle formule particolari. Veniva assegnato, ecco, magari veniva assegnato. E famose eserbie in faccia, come le guarivano? Ma anche lì, ma siamo un po' forse nella fantascienza, andavano a cercare la pietra col lichene, e anche lì poi la buttavano, perché dice toglimi
toglimi questa forma che era un po'... Ma da ragazzi c'era questo, ora non se ne vede più di questo. ma anche lì forse la pulizia, l'igiene, perché anche lì sono infezioni puliti, virali. Sì, Sì? io parlo per me, io parlo solo per me, se no della terra un po' meno di adesso. Vabbè, l'herpes labiale. Sì, l'herpes labiale è sempre un herpes da non confondersi con l'herpes, diciamo lo zoster, quello classico, quello della varicella che migra e quindi va a colpire noi la chiamavamo febbre. La febbre era un po' in un momento di stress, qualcuno va sulla neve, no? Oggi diceva vado sulla neve, ma in un momento di stress, di sole eccetera, compare questo herpes labiale. Noi in casa nostra abbiamo un rimedio veramente efficace. Prendi un po' di aceto, lo metti in un piattino e ci metti vicino del sale, ma non a contatto. Poi metti il dito sull'aceto, lo appoggi sul sale, ti rimane attaccato e te lo dai così. Brucia un po'. Brucia, ma passa. Guarda, è veramente. L'ho detto a un medico, mi ha detto sì perché c'è, mi ha spiegato. Ma anche lì c'è il problema dell'acetato di sodio che fa da ambiente ostile allo sviluppo. Ci sono gli antivirali, diciamo. Anche un'azienda farmaceutica deve dire che ci sono gli antivirali. Vabbè, comunque quello lì, l'herpes labiale, è una buona cura. Una volta c'erano dei grossi foruncoli, specialmente da ragazzi venivano questi foruncoli grossi. Nel collo. E in casa nostra si usava, sempre i nonni facevano queste cose, il lievito di birra. Quando non maturavano, che si affondavano dentro, mettevano del lievito di birra, lo mescolavano con l'acqua, facevano una pastella e poi con una pezza te la applicavano sul coso. Questo qui tirava, ti estraeva. Ma i lieviti abbiamo detto che sono microrganismi e probabilmente a contatto con, perché questi foruncoli poi sono settici, ci sono i germi dentro, probabilmente streptococco, quindi voglio dire di solito dei gram positivi che si insediano nella pelle e quindi si facevano maturare questi poi tiravi via e poi c'era anche l'incisione. Ma con quello non si incideva, venivano da solo. Le scottature quando andavi al mare e ti scottavi la schiena. Io qui, sempre derivativo da mia nonna, lei faceva soltanto o pane bagnato al latte o l'olio, olio e acqua, faceva una mistura, in casa nostra invece faceva un'emulsione di olio e acqua. Mia nonna prendeva un pomodoro maturo e ce lo spalmava sulla scottatura e questo ci dava refrigerio. Mia nonna faceva l'emulsione di olio d'oliva, anche perché è vitaminico, quindi poteva sono sempre ancora oggi i saldatori che quando subiscono l'insulto dei raggi ultravioletti dalla saldatrice mettono la fetta di patata sull'occhio, no? Perché decongestiona. È come la fetta di patata per il mal di testa. Mia nonna si legava la cosa, me lo ricordo benissimo. No, non so i substrati scientifici che possono però. Lo so. L'ipertensione. Pressione alta. Qui entriamo nel campo dell'ipertensione. Diciamo questo, la pressione alta, al di là dei valori, adesso tutti ci misuriamo la pressione, no? 80, 130, poi se va sopra 90, 140. Ci sono dei valori standard che a seconda dell'età, del tenore di vita, del sesso, eccetera, oscilla, però giustamente deve stare in range normali. Se torniamo all'antica, diciamo che si basavano sugli estratti di aglio, rosmarino, carcadè, zuppa d'aglio, eccetera. Oggi però, diciamolo, cioè l'ipertensione è curata, diciamo, bene, con tanti farmaci o associazioni di farmaci. Qui passiamo dal diuretico al calcio antagonista, all'acido inibitore, al sartano. Noi dobbiamo vedere i rimedi vegetali di prima. Sapevi i problemi alla prostata? E qui o il famoso bavo di Gran Turco o la radice della gramigna. Bollita anche lì, bisognava fare il decotto e poi verso. E il famoso bastone di zolfo? Il cannello di zolfo che
tuttora è venduto in farmacia, perlomeno nel Riviera di Levante. Sì. Io che abitavo a Pisa non lo conoscevano, sì. L'ho importato da Levante, il famoso torcicollo, il colpo d'aria quando uno prende sì. Dolore al collo, quando lasciava sì. Allora il finestrino aperto, l'aria condizionato, rotolato sulla parte dolente. E a un bel momento si spaccava. Se funzionava. Se non si spaccava proprio, vuol dire che non aveva funzionato, non ti passava. E non si teneva il mal di collo. L'avevamo tutti in casa. Tutti. Uno o due ne avevamo. Io ce l'ho ancora perché bisogna usarlo nuovo, quello rotto non va bene. Dimmi un po', e gli orecchioni? Gli orecchioni è bella quella degli orecchioni. No, io so la mia che era una tragedia, perché io l'ho fatto un po' più da grandino, sempre, non so, 10 anni, mi avevano messo la lana di pecora originale, sì. Non lavata, sì, ancora sì. Con la pelle sotto, questi due battufoloni di lana di pecora, fasciato con la sciarpa come un uovo di Pasqua, e questo era il trattamento dei sì, io la parotite me l'hanno curata così. Vabbè. I dolori in genere. La famosa assungia di maiale, quel grasso di maiale. Il grasso del surrene, che è sopra del surrene, sì, il grasso del surrene. E qui potrebbe avere un certo significato, perché il surrene maiale è ricco di cortisone, quindi in pratica, e quindi prendendo questo grasso che aveva in sé del cortisone fondamentalmente, quindi sciolto, e veniva massaggiato con la shunza, che è stata dopo pizzo, però questo ha un senso. Usava il cortisone come antidolore, però ha un senso. E le punture delle vespe? Punture delle vespe, dimmela a te. Sì, una la prima cosa che faceva, la monetina, facevano qualche cosa con l'ortica. Ma perché lì combattevano male con male, no? Chiodo schiaccia chiodo. Bravo, mi punge l'ortica, mi punge la vespa, un po' di ortica sopra, quindi non sapevo se bruciava. Due dolori. Sì. Senti, le bruciature, quando si formavano le bolle. Adesso controindicate, ma le bolle, siamo bruciati un po' tutti, mia nonna col l'ago e il filo di cotone perforava la bolla e lasciava il filo dentro a drenare il liquido di questa bolla, che pian pianino si afflosciava perché faceva da drenaggio e levava lì. Questo è. E l'ulcera, una volta c'era tanta ulcera, non c'era i farmaci. Cosa facevano con le lumache? Le lumache mettevano, le lumache ovviamente senza guscio, nella cialda, inghiottite vive, perché con l'acidità dello stomaco la lumaca, tutto sommato, se continua a scernere la bava, e quindi andava a creare un film protettivo all'interno della parete dello stomaco. Le statine? No, le statine reagiscono sulla... No, questi antiacidi, tipo l'idrossido di silicio, l'idrossido di magnesio, che fanno una pellicola e proteggono la parete dello stomaco. Senti, e il sambuco, le piante che c'erano vicino a casa, sambuco, per esempio. Io penso che ancora oggi nelle nostre campagne, nei rustici, c'era sempre la pianta di sambuco, perché veniva utilizzato. Le bacche come lassativo, e quindi uno l'aveva a disposizione quando maturava. La corteccia quando per problemi di diuresi eccetera, e poi le foglie, un po' come antinfiammatorio, come gli accessi dentali. E in tutte le io ne ho un'altra, da casa nostra si faceva, alle meglio da mio nonno. Da ragazzi si usavano per fare lo schioppetto, lo svuotavi, levavi l'anima del sambuco e gli infilavi, trovavi un legno che andasse di precisione e gli mettevi dentro dei piccoli proiettili e spingendo partiva. Sì, perché si vede che era elastico, compresso. Facevamo gli schioppetti di cose. A pianta Sarvatrum,
Cos'è? Questa qui è un po'... Salvatuoni. Salvatuoni, è un po' la tradizione del nostro entroterra. È una pianta grassa fondamentalmente, che vive sui tetti di Ardesi, a Nosi, in questi rustici, e quando c'è non la toglievano perché dicevano che la casa con questa pianta era protetta dai fulmini, quindi il salvatrum sul tetto che non veniva rimossa, veniva lasciata. Senti un po', la cassia in canna, cosa serviva? Questi erano quei rimedi che vendono ancora, perché la nostra farmacia è qui, come lassativi, la cassia in canna, la cascara sagrada, tamarindo, sono tutti rinfrescanti. E lo zucchero di latte, che ne usavamo molto a casa nostra. No, come rinfrescante anche lì, questi, chiamiamole zollette, questi cristalli, e poi si stemperavano la manite, la manite, erano tutti lassativi, rinfrescanti. Tutto sommato naturali. E la caruba? La caruba invece è un più astringente. Serviva la quando uno aveva di queste cose qui? Sì, la caruba, che poi è anche dolce, io anche lì, quando la compravo così, io me la mangiavo perché con bucce e tutto ha un po' dolciastra. Le carube, quando arrivavano i camion, la ferrovia, arrivavano i vagoni di ferrovia dalla Sicilia, venivano scaricati in stazione, poi c'era il carro del domicilio che portava, e noi ragazzi andavamo a vedere se spuntavano dai sacchi qualche caruba e le rubavamo. Noi abbiamo terminato, questa è stata una puntata un po' scherzosa. E, insomma, riguardo alle credenze non è cambiato molto da un tempo, il mondo è sempre lo stesso. Una volta si pensava di guarire l'orzaiolo specchiando l'occhio nello specchio, ma oggi guardi che si credono tante cose magari lette in televisione oppure tramite questi social, e mi pare che forse oggi siamo più creduloni di una volta. Bisognerebbe che ci dessimo una regolata, perché con queste fake news tante cose si rovinano, vanno a ramengo, quindi bisogna stare attenti. E forse siamo più creduloni ora che allora. Sì, perché siamo martellati un po' da queste notizie che fa così, però... Noi ci scusiamo con i nostri telespettatori, abbiamo trascorso 30 minuti così facendo un po' di satira, ricordando cose vecchie, eccetera, eccetera. Ringrazio il dottor Chiappe, grazie a te, Roberto, ringrazio Cristian Vigno e ringrazio voi telespettatori, e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci.